Premesso che sia per cani che per gatti l'ideale sarebbe che i proprietari avessero del verde, dello spazio di un giardino o comunque del verde, una condizione in cui l'animale, sia gatto che cane, possa muoversi con una certa libertà. Se questo dovesse viene a mancare, ovviamente come capita nella maggior parte dei casi, si può sostituire, soprattutto per il cane, con delle opportune e regolari passeggiate piuttosto lunghe, non certo i 20 minuti giornalieri, cercare di dedicare del tempo. E una cosa importante è il cane acquisisce la conoscenza del territorio gradatamente, naturalmente, piano piano allarga questa conoscenza e invece di ripetere sempre il solito percorso è opportuno e consigliabile cercare percorsi nuovi, inventarsi nuove strade, perché diventa una grande sorpresa e una grande stimolazione sensoriale per il nostro animale quello di arrivare in luoghi completamente diversi, con odori completamente diversi. Per il gatto naturalmente l'ideale sarebbe una zona possibilmente verde dove possa liberamente muoversi, tanto esplora il territorio con gradualità e piano piano sa perfettamente conoscere la strada di casa e autonomamente si fa il suo proprio giro e torna poi. Non c'è bisogno ovviamente del guinzaglio nel gatto, anche perché sarebbe impensabile. Il gatto è un animale che vuole autonomia e vuole essere lasciato libero. Se non c'è la possibilità del verde è chiaro che il gatto deve restare in casa e si abitua e cresce nell'ambito dell'appartamento, della casa. Poi però da adulto diventa per lui un trauma dover uscire improvvisamente e andare verso l'esterno perché non è abituato. Questo va tenuto presente sempre. Ecco allora che per i proprietari di cani e gatti che ovviamente non hanno il verde e lo spazio disponibile liberamente da utilizzare durante la giornata, lo stimolo, passare del tempo con loro e quindi stimolarli al gioco e impegnare il loro tempo in vario modo è un elemento intanto utilissimo per loro e dall'altro lato aiuta anche noi, anche i proprietari, ovviamente a muoversi di più, a rendersi conto che hanno una responsabilità verso un essere vivente senziente e che ha bisogno della nostra attenzione e della nostra presenza. Natura sì.